risponde. Buonasera amici teleascoltatori, buonasera da Radio Libertà, alle ore puntualissimi, alle ore 5, anche se io sono arrivato in extremis. Siamo in diretta con la dottoressa Carola Zanaboni. Buonasera. Oggi desideriamo affrontare facciamo una piccola scaletta prima di incominciare a entrare nel vivo, diciamo così, introdurre novità fiscali. Quella più importante è la rottamazione Quinquies, che coinvolgerà tantissimi contribuenti, molti dei quali sono decaduti da quella precedente, potranno rientrare in bonis, quindi poter rientrare in possesso dei requisiti appunto per magari chiedere finanziamenti, insomma, da lì novità fiscali che riguardano aziende, persone fisiche. Manca ancora un po', ma è prossima la scadenza già delle dichiarazioni, alle 7:30, perché siamo già a febbraio, ci sono le prime dichiarazioni IVA che andranno trasmesse, ci saranno poi i modelli dichiarativi che saranno resi disponibili sul cassetto fiscale. Intanto vi lascio il numero di telefono, per cortesia chiamateci, che ci fa molto piacere, 0292947222. Poi abbiamo anche i numeri di WhatsApp in sovraimpressione. Oggi parliamo di temi fiscali, ma chiamateci anche su altri argomenti, su altri quesiti, insomma siamo a vostra completa disposizione, cercheremo di rispondervi ovviamente in maniera generica, perché nello specifico chiaramente, come dico sempre, non siamo poi in grado di evadere diciamo così, tutte le domande, però insomma cerchiamo di fare il nostro meglio. Intanto Carola, Sì. buonasera, e ti Buonasera. chiedo già di fare una piccola introduzione su quella che è la famosa rottamazione Quinquies, che è Sì. praticamente alle porte. Sostanzialmente abbiamo detto, no, che la rottamazione precedente era la rottamazione quarter, che è stata riaperta fino al 30 aprile per chi? Per i contribuenti che sono decaduti perché non hanno rispettato i pagamenti delle prime sei rate, no? Per cui con il decreto quindi mille proroghe del 2024 il Senato aveva appunto già riaperto la possibilità ai contribuenti decaduti di accedere alla rottamazione, no? E quella rottamazione quarter che cosa riguardava? Riguardava i debiti e quindi i ruoli sostanzialmente dal 1° gennaio 2000 fino al 30 giugno 2022, no? Sostanzialmente è stata data la possibilità di poter riaprire, quindi riaccedere alla rottamazione per i contribuenti che non hanno rispettato le scadenze, in modo tale che si possano regolarizzare con le rate saltate. Nel frattempo, entro appunto marzo 2025, invece potrebbe essere appunto riproposta che cosa? La rottamazione invece Quinquies, per cui per tutti quindi i ruoli sostanzialmente Su che periodo si può? infatti successivi al 30 giugno del 2022. Una rottamazione Quinquies che dovrebbe appunto essere, se confermata, molto più agevolativa insomma per i contribuenti, in quanto prevede una rateizzazione molto più flessibile, quindi un piano sostanzialmente di 120 rate, Certo, fino a un quindi periodo 10 anni? 10 anni, per cui Quindi non più immaginando rate trimestrali, ma non più rate mensili, ma rate giusto? mensili, di cui l'ultima dovrebbe appunto scadere, se si sceglie il periodo quindi più lungo, a giugno 2035. E avevo letto, o sbaglio, Carola, ho letto di Sì. sfuggita, ma c'è anche un condono, chiamiamolo così, o comunque una scusante, un'esimente maggiore per chi non paga le rate, perché le giusto? rate sostanzialmente che si possono saltare, Ecco. possono essere innanzitutto non consecutive fino a 8 rate. Saltando la nona, decade invece l'agevolazione, quindi la possibilità di accedere appunto alla rottamazione. Quindi vi è successivo, allora c'è un termine di pagamento più lungo, una flessibilità nel saltare appunto la rata, e un accesso che comunque possiamo anche chiamare esteso, perché si tratta di debiti maturati molto più recenti rispetto a quelli di precedenza. Di fatto è una nuova rottamazione. È una nuova rottamazione a tutti gli effetti. Perché di fatto si potranno includere i debiti che prima non erano stati inclusi, quindi di fatto è esatto, Quinquies, ma ecco, non è che con Quinquies vuole essere perché a volte viene stata vista come per forza una sostituzione di quella prima. Non è così, perché vengono inclusi anche nuovi debiti, dovrebbe essere nuovi appunto debiti, perché prima diciamo ci fermavamo a quelli del 30 giugno del 2022, mentre adesso andiamo quindi oltre, perciò abbiamo un accesso quindi esteso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023. Stavo un attimo guardando intanto l'iter della norma, insomma è dopo c'è il voto finale alla Camera, quindi la norma dovrebbe essere più o meno blindata. Sì, potrebbe essere riproposta sostanzialmente adesso, a marzo 2025, perché per
ora diciamo quello che è invece sicuro è la remissione appunto in bonus per i contribuenti invece che hanno saltato delle rate nella rottamazione quarter e quindi sono stati esclusi in quanto le rate che potevano essere saltate erano 6 e dalla settima in poi E invece quindi sì. scusa, Carola, sai anche, sì, dovrebbe essere confermata anche la metodologia per aderire, è la solita? Sì, via telematica Possiamo sempre. ricordarlo, La magari come, metodologia è sempre magari appunto qualcuno che attraverso volesse farlo, un'istanza. noi consigliamo di rivolgersi a un professionista, Assolutamente. però diciamo che diamo anche un'indicazione di come. L'istanza è comunque sempre un'istanza telematica, si va sostanzialmente attraverso il proprio SPID all'interno del sito Agenzia della Riscossione, nel proprio Perfetto, cassetto dove noi possiamo vedere quello che è l'estratto debitorio. Nell'estratto debitorio troveremo quelli che sono i ruoli, quindi certo. sostanzialmente le cartelle esattoriali, la data di notifica, quelle che erano le scadenze. Perciò fleggando Certo. sostanzialmente possiamo andare a scegliere Quelle quelle su che cui su cui noi vogliamo appunto accedere alla rottamazione. penso che lì ti dia già magari anche il sistema la possibilità di farlo oppure no, perché l'altra Sì, volta sì, dava già un primo esatto, screening, no, da esatto. poter Dava un quindi primo screening perché era mh. poi si presentava una domanda all'Agenzia della Riscossione, l'Agenzia della Riscossione rispondeva Certo. con già quella che era la Il definizione piano, agevolata piano. e il piano di rateazione. Quindi da questo punto di vista devo dire è abbastanza comodo, Sì, ecco. Cioè comodo. ti mette in condizioni di avere già, diciamo così, la pappa pronta, o meglio dire, Sì, cioè hai già i bollettini, hai già, cioè ecco, certo. questo è il vantaggio, Sì. perché ricordiamoci invece che l'Agenzia delle Entrate gli F24 te li devi versare tu, Eh no, cioè le sanzioni assolutamente. te le devi calcolare tu. Invece qua son dei Esatto. sostanzialmente che possiamo appunto, Mh. anche pagare comodamente ormai con le app delle banche. Assolutamente. C'è anche il QR code dove si paga con Sì, PagoPA. Insomma, diciamo che, ecco, bisogna fare, facciamo sempre anche delle critiche, ma in questo caso invece occorre anche dire che, insomma, da questo punto di vista un passo in avanti c'è stato, certo. perché oggettivamente, insomma, ti mettono nelle condizioni di adempiere, no, Sì. e viceversa, ribadisco, in altri adempimenti non dico che quasi dico che facciano apposta per farti sbagliare, ma ci siamo molto vicini, perché a volte sono talmente difficili che Sì, è un beh, ma attimo, noi cioè stessi comunque in studio ci ci mettiamo a servizio del confrontiamo, ma cliente anche cioè banalmente per poter mandare avanti le scadenze dei modelli F24, perché non sempre è così semplice anche dal punto di vista operativo all'interno del proprio sito della propria banca. per non parlare poi della Esatto, compilazione delle dichiarazioni, insomma tutta esatto. una serie di cose che davvero noi non ci stanchiamo mai di dirlo, ma, non perché vogliamo essere tutelarci maggiori di più, però credo che se chiami 10 commercialisti difficilmente 10 ti danno la stessa risposta No, univoca, perché esatto. sono talmente norme interpretative Sì, e a discrezione che a volte è quindi questo è diciamo la novità dell'ultima ora che è confermata, attendiamo vabbè l'ultimo passaggio iter della norma alla Camera, però, diciamo che, penso che l'Agenzia della Riscossione si stia già abilitando per provare a fare le sì, istanze, per chiaramente l'obiettivo è quello di riscuotere il maggior numero di certo, somme, certo, certo, insolute da parte dei certo. contribuenti, quindi in questo senso c'è comunque spazio Ecco, scusa, per c'è, un'altra cosa Carola molto importante, che è importante da dire: una volta accettata, e portata avanti la rottamazione, automaticamente si rientra in bonus, quindi si interrompono tutte le azioni tutte le azioni, esecutive. Questo è ecco. importantissimo. Sì, sì, Quindi, dal cioè, punto fatelo, 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 perché ribadisco, mentre in altri, strumenti diciamo deflattivi, il sistema automaticamente di ravvedimento non esclude automaticamente un accertamento, qui viene bloccata qualsiasi tipo di azione, quindi potete veramente dormire sonni tranquilli, se non ricordarvi di pagare le rate, ma dico, ma già 8 è un bel numero che si possono saltare. Insomma, certo. ci sono le condizioni, poi in 10 anni io credo Ah che sì, anche un debito infatti. elevatissimo si può veramente riuscire Ah a sì, sì, pensare di di pagare, pagarlo. okay? Anche perché ricordiamoci che dal punto di vista invece esecutivo, adesso l'Agenzia della Riscossione ha molto più potere. Perché? Perché innanzitutto rispetto a prima va a vedere subito attraverso una, analisi preliminare sul contribuente che tipo di contribuente è, se è capiente oppure no. Se Esatto. attraverso la loro analisi preliminare si capisce che il contribuente è capiente, ovvero capiente vuol dire che ha degli asset da poter aggredire, attenzione perché è cambiata, mentre prima la procedura esecutiva dell'Agenzia di riscossione era alquanto repentina, adesso lo è. Cioè io sto vedendo, e anche tu Carola, insomma delle azioni che prima non si vedevano, Assolutamente, pignoramenti presso pignoramenti. terzi, cioè quindi attenzione perché questo salvagente è un messaggio importante, cioè
del tipo: "Ti diamo questa ultima possibilità, però adesso paga". Anche perché è stato appunto costruito sostanzialmente, è stato fatto un esercizio di stile per costruirlo su rate che non sono più trimestrali, ma Brava, mensili, quindi brava, più basse brava, rispetto a prima, perciò uno brava. strumento flessibile che, per Va poi dare ancora più verso la l'opportunità. direzione del contribuente. Esatto, Mh. esatto, c'è un'apertura maggiore Perché verso è il vero, io sento contribuente. molte polemiche anche, da parte dell'opposizione, ma anche di parte, insomma, di persone liberali, di professori, fiscalisti, dico: "Ma allora è un assist in più a chi non paga". Non è così, credo, perché alla fine allora, innanzitutto è un sommerso o comunque un sommerso, un non recuperato che difficilmente si poteva recuperare. Quindi perché non è che è colpa del contribuente se lo Stato non riesce a recuperare. Allo stato attuale lo Stato non era in grado di recuperare veramente, importante somma. Io credo che con questo strumento, ehm, consente innanzitutto di rientrare, diciamo così, nelle casse dello Stato dei quattrini e poi soprattutto gli dà la possibilità a, non dico il 100% di questi perché all'interno ci saranno sicuramente dei furbetti, ma molte persone sono veramente in difficoltà. Non hanno pagato non per certo Assolutamente. per fare attività di evasione, magari erano in difficoltà, quindi queste persone hanno il diritto di poter, ritornare a essere contribuenti a tutti gli effetti Certo. regolari. Ecco, questo è quello che mi vien da dire, ecco. D Detto questo, Carola, per quanto riguarda i prossimi adempimenti, possiamo dare un flash, così, ma direi Sì, prima allora dal punto di vista delle innanzitutto persone fisiche e sì, poi delle persone società, perché beh, magari c'è persone qualche imprenditore fisiche che ti allora segue. sì, persone fisiche innanzitutto ricordiamo che dal più o meno, pare la data sia il 30 aprile 2025, sarà disponibile sul cassetto fiscale la precompilata, Mh, ai fini del check, di brava. verificare quelli che sono poi i dati utili per la costruzione del modello 730 piuttosto che il modello redditi. Chiaramente i dati precompilati non sono dati giusti a priori, è sempre bene fare un check con entrambi, nel senso i dati precompilati, ma anche tutte poi, Certo. non so, tutte quelle che sono le spese sostenute dal contribuente che comunque necessariamente avrà tenuto e archiviato durante Cioè l'anno. anche lì mai fare affidamento al Non 100%. fare affidamento al 100% perché può essere che, delle spese o siano appunto saltate o che comunque non compagino, ci siano degli Mh. errori perché magari derivano da una dichiarazione precedente, che conteneva degli E errori poi quindi un'altra formali. cosa, Carola, che anche quella, ti voglio fare Controllare sempre quelle che sono le risultanze catastali, gli immobili in possesso brava. piuttosto che dati in locazione, che possono Perché aver subito dei la cambiamenti. la dichiarazione precompilata un po', se non è sei una persona, d cioè addetto ai lavori, diciamo così, inganna perché certi dati sono da confermare. Eh certo, son da confermare, Spieghiamo quindi cosa vuol dire, spieghiamo cosa vuol confermare cosa vuol dire? Nel senso che magari l'Agenzia delle Entrate nel quadro, in questo caso RP, del modello redditi, va ad inserire delle quelle che spese, sono le diciamo delle spese, ad spese. esempio sanitarie, che poi devono scontare comunque una franchigia e beneficeranno di una detrazione, ma sono da confermare, Certo. perché, il dato c'è, però poi l'Agenzia chiede al contribuente, È una sorta di di autodichiarazione, no, che è anche un'autodichiarazione giusto, perché magari autodichiarazione. c'è un dato per esempio, classico esempio, l'affitto da cedolare secca, magari hai Esatto, dato un immobile in affitto. L'Agenzia delle Entrate ha questo dato, ma te lo sottopone in maniera in provvisoria, ti maniera dice: "I" provvisoria. ve la faccio in breve perché almeno la gente così capisce. Noi abbiamo questo dato, caro contribuente. Risulta che tu hai presentato questa dichiarazione, relativa a un affitto di un immobile, percepisci 10.000 € di canone. Lo confermi? Se tu non schiacci sì, quello non va nella Non dichiarazione, va cioè nella dichiarazione, no, quindi certo. questo è l'esempio che diceva la dottoressa Carola, cioè mai dare per Cer scontato nulla neanche della No, precompilata. infatti il check deve essere doppio, sia Eh, con i dati comunque che l'Agenzia delle Entrate possiede, sia con i dati che invece noi abbiamo avuto cura di, come dire, archiviare archiviare. durante l'anno. Quindi, per quanto riguarda le persone fisiche, diciamo che è un po' questo il periodo. Magari a marzo ci si vede con appunto il consulente o, Certo. insomma, e poi ad aprile si prendono i dati precompilati in modo tale da arrivare a giugno per il pagamento del saldo e del primo acconto preparati. Sì, diciamo che noi suggeriamo Ehm sempre di muoversi anche molto prima, no, perché sì, poi alla fine almeno certo. così ti Sì. levi i Diciamo che, prima sì, ma non troppo, no. perché ricordiamo che il 17 marzo scade l'adempimento delle certificazioni Ah, giusto, uniche, che brava, sì. sono quelle necessarie per poter poi dichiarare quelli che sono i redditi da lavoro Vero, vero, dipendente vero. o da lavoratore Vero, autonomo. vero, vero. Ecco, quest'anno le CU non abbiamo più per i lavoratori autonomi, diciamo, La la scadenza, scadenza del 31, certo. ma La della invece dichiarazione? sì, ma in Che del poi modello diciamo esatto, che 770. poi era una scadenza che in effetti non ha mai visto Non ha sanzioni mai arrivare. no, però Era la classica legge non scritta che però adesso valeva. è ufficiale, È finalmente ufficiale. possiamo dirlo, che ha Insomma anche un senso perché senso che però fino a un certo punto, perché poi tu comunque il modello unico lo devi mandare prima, quindi certo. anche lì scusate, vabbè è Vabbè, difficile da spiegare in modo tecnico, sì. però ci sono alcune cose che sinceramente, scusate,
io devo fare praticamente 2 dichiarazioni, perché questa è che si sovrappongono a mio modo di vedere. La certificazione unica è il 770, cioè semplifichiamo, 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 perché credo che sia una roba assurda. Cioè una la devi fare a marzo, febbraio, quel che l'è, L'altro a ottobre. ottobre. Cioè capite che c'è qualcosa che non torna? Poi adesso Sì, sono riusciti a rimediare dicendo che la scadenza è ottobre, ma togliamola pure, esatto, rendiamola obbligatoria solo per esatto. determinate persone, Ma no? infatti, Per i infatti. forfettari, ma neanche perché loro la ritenuta non ce l'hanno. Insomma, trovo che sia un adempimento da poter rivedere e addirittura cancellare. E invece, scusa caro, per chi ha, se qualcuno avesse una società, Società adesso adesso cosa andiamo incontro abbiamo adesso? allora innanzitutto il 28 mi pare appunto il 28 di ottobre e scade il termine per la presentazione della liquidazione periodica del quarto trimestre 28 del febbraio? 28 febbraio, Sì. sì, 28 febbraio, quarto trimestre Ma scusate, figurati. del 2024. In Certo. alternativa posso scegliere invece di C'è la famosa lite, no, inglobare sì, giusto? liquidazione sì, sì, in alternativa posso scegliere di inserire la liquidazione periodica del quarto per trimestre direttamente in dichiarazione IVA annuale, quindi inviare la dichiarazione IVA e non fare 2 adempimenti separati, Certo. perché tanto, comunque poi vanno come dire, a un certo punto il binario si Si unisce. unisce. Posso diciamo decidere o presento la LIP il 28 e poi in autonomia a fine aprile la dichiarazione IVA, altrimenti posso già presentare ora la dichiarazione IVA inserendo la liquidazione periodica del quarto trimestre. Questo non solo per le società, ma anche per tutti i contribuenti, anche liberi professionisti in un regime Certo, ordinario, quindi certo. assoggettati ad IVA. Certo, quindi voglio dire, anche lì insomma, bisogna essere sempre sul pezzo perché Assolutamente, e assolutamente. l'IVA scusa, l'IVA caro adesso c'è anche Sì, l'IVA, c'è e anche lì. c'è esatto, c'è appunto in dichiarazione IVA che cosa andiamo a calcolare, il debito o il credito di tutta l'IVA, quindi annuale. Sostanzialmente possiamo anche lì con questo col quadro Sì, VH, senza VH. entrare proprio nello specifico, possiamo andare a correggere le liquidazioni dei trimestri E poi precedenti. importante anche, dare un messaggio a chi, sa già che è in credito IVA e ricordiamoci che si può chiedere a rimborso. Si può chiedere al rimborso, utilizzare compensazione a seconda poi Quindi diciamo delle che care per chi avesse un credito IVA, giusto per essere semplicistici ancora di più, la possibilità è di chiedere a rimborso, sapendo che i tempi insomma non è che siano ci così son tempi veloci, tecnici. ecco, e quindi se uno ha urgenza e vuole cassa, io aspetterei e valuterei invece una compensazione, che Una è come avere compensazione. cassa. È come avere cassa Praticamente ti consente di sostanzialmente. utilizzare il tributo per il quale del quale sei a credito, che è l'IVA, in compensazione con altri tributi. Possono essere ritenute, Certo, possono essere tutti i tributi tutti i praticamente, tributi, tutti i tranne tributi. quelli dell'Agenzia della Mh. riscossione che non si Mh. possono utilizzare. Però in ogni caso è un'ampia facoltà, perché un imprenditore può compensarlo con le ritenute Certo, dei dipendenti, insomma. esatto. Quindi anche lì è importante pianificarla questa cosa, perché la dichiarazione IVA si presenta adesso, entro fine aprile, entro 30 apri Sostanzialmente con febbraio iniziamo tutti quelli che sono gli adempimenti fiscali 2025, ma riferiti al periodo d'imposta 2024. certo, certo. Ecco, poi per le società ricordiamo anche la scadenza del 16 o 17 di marzo, a seconda di come cade nel la festività, quindi o meno, della tassa a vidimazione Ah, sì, libri anche sociali, quella anche mamma mia, quella. quei 300 € che 309,87 o di proprio più qua, mi stanno proprio qua, a seconda del capitale Ma sociale, scusate, ma sì, anche lì, ma esatto. ragazzi, ma voglio dire ormai i libri ma scusate, ma ormai si tengono cioè anche se la norma prevede Sì, ma come fa uno a tenere anche i libri? È una cosa sì, sì, cioè sì. mettiamo una norma per il quale consente al contribuente di tenere i libri in formato completamente Sì, sì, sì. elettronico. Quello si può Cioè fare c'è già, pagando, c'è però già, è però una roba è, cioè come dire, diciamo bisogna essere molto ligi brava, nella scadenza, ecco, insomma, digitalizzare, credo che esatto. sia uno Ci strumento ci arriveremo, ci arriveremo, arriveremo, dovremo arrivarci, ci perché arriveremo. alla fine non è che vogliamo essere quelli che dicono però davvero veramente star dietro a tutto è impossibile, perché Diciamo cioè, che, siamo in un un contesto in testo cui gli adempimenti e tutte le formalità sono ancora, dal punto di vista burocratico, importanti, troppo importanti, eccessive. Sì, sì, io mi sento eccessive. di dire troppo eccessive, perché Sì. comunque alla fine ribadisco, non dimentichiamoci che un imprenditore è Ed giusto è che un ha costo poi che l'imprenditore deve certo, sostenere una pagando compliance, di comunque compliance. un commercialista per tenere N adempimenti, Certo, e insomma. magari poi, come dico sempre io, da quegli adempimenti che, ripeto, non voglio sminuire che non siano importanti, però sicuramente sono meno importanti di altre aspetti, per esempio la possibilità di fare una politica fiscale, una pianificazione Esatto, fiscale. Quelli credo che siano i problemi, cioè esatto, il far sì che l'imprenditore non sbagli un investimento per avere una deduzione esatto. fiscale, in pianificare esattamente la dichiarazione dei redditi. A volte invece ti trovi a dover fare quelle attività più importanti con poco tempo, perché Con ti poco sei tempo. mangiato
tutto diciamo il tempo Nel pregresso. nel quotidiano, nella quotidianità, nella tenuta di questi adempimenti che comunque sono obbligatori, mentre altri che richiedono anche un po' più di aggiornamento, comunque Certo, di lettura, eccetera, certo, poi vengono certo, messi, certo, come dire, in al dimenticatoio. esatto. Diamo ancora il numero dai signori, Sì, a forza, forza, vai vai. caro, vai tu, che magari la 02 voce no, femminile esatto, ricordiamo 02 92 94 7222 per chi volesse invece inviarci un WhatsApp 340 6709 659. Vi che tra aspettiamo. l'altro ci hanno detto, ci sussurrano che durante la settimana telefonate per sentire delle domande, poi oggi ma ragazzi, ma cioè, avete il fuso orario, siete in Italia o ci seguite dal Giappone? Cioè siamo nell'orario chat, come si dice, no? Nella Chat, chat, quindi esatto. ora sono le 5:24 Mh. chat italiane, quindi mandateci un messaggio, chiamateci e scriveteci, insomma, noi siamo qua a disposizione, voglio dire, abbiamo il commercialista, ci sono anche io, abbiamo anche il regista, tutto, abbiamo tutto. Vabbè, comunque, insomma, a parte queste battute, Carola, invece, per quanto riguarda, le attività dell'Agenzia delle Entrate, che probabilmente arriveranno, le famose lettere di compliance, Sì. vogliamo dire, se qualcuno, dovesse pervenire questa lettera di compliance, che deve fare? Dipende poi che tipo di Che tipo di lettera si lettera tratta, può esatto. essere, Allora, diciamo ad più o esempio, meno. prendiamo come riferimento quello che è il modello redditi Ecco dai, persona brava, brava, fisica, brava, diamo una. che, sostanzialmente vengono sottoposti a un primo controllo, che è un controllo automatizzato, dove l'Agenzia delle Entrate va a controllare i dati dichiarati con quelli appunto in possesso. Nel caso di eventuali anomalie viene inviata una lettera di compliance a cui il contribuente potrà appunto rispondere. Se invece si tratta di una, dichiarazione che doveva essere fatta, ma non è stata fatta, perciò parliamo di una dichiarazione omessa, allora la lettera di compliance è un po' più consistente, potrebbe passare anche attraverso la Guardia di Finanza e incorrere in un Certo, accertamento chiamato certo, induttivo, certo. dove viene chiesto non viene chiesta la dichiarazione No, perché è omessa, ma tutte le scritture contabili piuttosto che tutti i giustificativo di documenti spese. giustificativi, eccetera, perché a quel punto sarà la stessa Agenzia delle Entrate a ricostruire quella dichiarazione che doveva essere Attraverso inviata. presunzioni, Esatto, il contribuente dovrà fornire dei documenti, anche in questo caso il contribuente si può muovere in autonomia, barra meglio affidarsi a un in questo caso, consulente, insomma, sì. muoversi in autonomia, Esatto, diventa è se volete comunque suicidarvi fatelo, però esatto, non dite che non ve l'avevamo detto, perché esatto, no, in questo esatto. caso veramente è importantissimo, anche perché ricordiamoci che, cioè, soprattutto quando fa una verifica la Guardia di Finanza, la Guardia di Finanza insomma, è un'arma, cioè voglio dire, Certo, sono persone che fanno indagini, cioè, molto serrate, cioè quando tu rilasci dichiarazioni le verbalizzano, quindi cioè assolutamente. anche rilasciare Ah magari sì, perché ci sono dei verbali di cioè, ci sono accesso dei verbali dei quali una giornaliero. volta che il contribuente dice: "Quelle spese le ho usate", poi non è che può ritrattare No, quella no, no, no. ecco, quindi è importante pianificare un'assistenza con un avvocato, con un Sì, commercialista che tutto vi quello che indica viene la strada da seguire, perché a volte una persona può anche rilasciare dichiarazioni perché a volte ha delle domande non le capisce. Quindi esatto, non è che per forza uno esatto. dice magari non l'ha compresa e dice: "Ah, sono andato in vacanza per un viaggio d'amore", e invece magari effettivamente c'era un'attività professionale che insomma Certo, attenzione, soprattutto nelle società, perché nelle società è ancora più complesso, di farvi assistere fin dall'inizio, cioè ovvero lo statuto del contribuente, la legge sull'accertamento prevede che nel momento che l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza accede nei vostri locali, in primis deve mostrare il decreto, se fosse una perquisizione, o l'avviso di accertamento che li autorizza a entrare nei vostri locali, il responsabile, insomma tutte queste attività preliminari sono fondamentali, devono essere richieste dal contribuente. Non accettate una verifica fiscale se non vi rappresentano le motivazioni, il assolutamente. provvedimento, il responsabile. Quanto tempo rimarranno? Perché questo è un Certo. altro aspetto. Beh, magari sulle dichiarazioni delle persone fisiche, poi a seconda che il contribuente abbia o meno una partita IVA, ci si può muovere nel Certo, campo delle certo, imposte dirette, ma anche indirette l'IVA. Ad esempio, certo. altre lettere di compliance Mh-mh. possono comunque nascere per la mancata presentazione delle liquidazioni Giusto. periodiche. Magari Questo per le società è saltata la dichiarazione. è saltata. E dal cassetto Eh, fiscale loro loro lo ve dal sì, ricostituiscono quello che è il reddito. certo. O per esempio, che mi arrivò anche a me come persona fisica, sulle ritenute. Ah, sulle ritenute. Magari c'è qualcuno che non ti Esatto, versa la ritenuta, tu la indichi esatto. giustamente in O dichiarazione perché hai sbaglia a scontato certificarti. o sbasi a
Quindi automaticamente quello è un'attività che parte in automatico. Diciamo che Certo. non c'è una persona che ti No, 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 sceglie, no. diciamo, no, vieni selezionato perché c'è il sistemone, il Controlli software, incrociati. Serpico che usa l'Agenzia Eh, delle Entrate, percepisce che i redditi tuoi non combaciano con le con ritenute quelle con le e ritenute. quindi ti arriva una sorta di richiesta di produzione della Documentazione. documentazione, tra i quali le ritenute fiscali, la certificazione. Abbiamo tra poco la Pubblicità? pubblicità e quindi abbiamo ancora 1 minuto. Quindi dicevo, molto importante questa attività, preliminare Assolutamente. e soprattutto anche il check delle dichiarazioni. Insomma, prendetevi il tempo necessario per Tempo vederla. necessario e soprattutto vi ricordo di inviare comunque i vostri dati per tempo al Certo, commercialista per non incorrere proprio brava. nell'omessa, perché anche d'altra parte dall'altra parte il consulente che vi segue ha bisogno necessariamente del tempo per elaborare il modello. Ecco, Giusto. insomma, non arriviamo Ecco, all'ultimo. qua giustamente si vede Eh. l'animo della dottoressa. No, ha ragione, perché anch'io imprechiamo, no, a volte quando Sì, cioè adesso non è che okay, il consulente è chiaro che è compito del consulente richiedere, però non è che è come la mamma. Il consulente non è la esatto. mamma, eh. Non Se è avete bisogno della mamma o dello psicologo andate o dalla mamma o mamma dallo dallo psicologo. psicologo. Il commercialista, l'avvocato non è lo psicologo, cioè fa il proprio lavoro, lo dice una volta, poi non è che tutte le volte dire: "Hai fatto Per quello?" No. cortesia lo dice magari anche la seconda, però poi No, dopo a un certo punto no. il comportamento che definisce O comportamento omissivo. Quindi definisce poi l'omissione l'attività. equivale a cagionare, quindi se tu Esatto, hai l'onere di fare e non lo fai è colpa è colpa tua. Quindi il tua. commercialista te l'ha detto, ha la prova, Esatto, chiaramente alla perché, mail sì, ne di mettiamo sollecito, l'erro alla mail dove ti dice: "Mi devi dare questo", vabbè, abbiamo anche fatto abbiamo catechizzato. Adesso certo, pubblicità, moralizzato. pubblicità, pubblicità. Pubblicità, Seguiteci. a tra A poco. dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Eccoci ritornati in studio, piccolo break, non ci siamo neanche rifucillati, però vabbè dai ci siamo riposati. Allora, stavamo dicendo attività di accertamento, abbiam fatto un riepilogo, se ve la siete persi è peccato per voi. Sicuramente non vi riepiloghiamo adesso, no, a parte no, a parte scherzi. No, vabbè, volevo dire che abbiamo fatto una, mezz'ora intensa su quelle che sono le le novità fiscali che sono state introdotte dalla normativa, prossima all'approvazione da parte della Camera, dopo il passaggio Camera, Senato, Camera. Il nostro sistema, diciamo così, legislativo è complesso, lo sanno tutti. C'è l'ultimo passaggio alla Camera, gli emendamenti sono stati fatti, quindi dovrebbe essere confermata la possibilità della rottamazione. Potete festeggiare, potete aprire bottiglie, non so, fate quello che Esatto. volete, però, a parte gli scherzi, a parte le battute, è un provvedimento importantissimo che permetterà a migliaia e migliaia di contribuenti di Di ritornare in regolarizzazione. bonis, di vedersi la propria fedina, chiamiamo fiscale, anziché penale, fiscale, pulita, perché una volta che fate la rottamazione automaticamente siete puliti dal punto di vista fiscale, potrete, accendere finanziamenti senza che la banca possa eccepire nulla, perché da questo punto di vista siete rientrati, appunto. Ovviamente poi sarà vostro onere, ricordiamo, versare al massimo si possono saltare 8 rate, quindi alla nona rata non pagata scatta il decadimento della rottamazione. Quindi 10 anni la possibilità e queste sono, diciamo così, le prime novità. Poi abbiam parlato della fase degli adempimenti fiscali, sono prossimi, diciamo così, all'entrata, no, siamo nel 2025, quindi si dovrà provvedere agli adempimenti sul 2024, perché ricordiamoci che 2024 diciamo l'attività di compliance c'è nel 2025. Abbiam parlato brevemente di quelle che sono le attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Adesso cara vorrei ancora una volta parlare, magari dal punto di vista dell'apertura, della ditta individuale e delle società, no, magari Sì. l'altra volta erano arrivate un po' di domande. Intanto scusami, 1 minuto, ridò il numero di telefono.
A questo punto la mia intimazione si fa più grave, cioè io vi obbligo quasi a chiamarci 0292947222, fateci domande di qualsiasi tipo attinenti all'ambito legale e fiscale. E volevo tornare con Carola per chiedere a lei come deve fare qualcuno che ci sta seguendo se vuole intraprendere attività professionale, Sì, imprenditoriale. imprenditoriale innanzitutto deve chiarirci noi, comunque il consulente, quello che è l'attività, il business da svolgere. E da lì innanzitutto appunto poi inquadriamo attraverso una sorta di budget, di piano previsionale che non necessariamente deve essere, quinquennale piuttosto che decennale, ma almeno comunque triennale per capire il volume di affari, che sarà appunto effettuato. Da lì noi possiamo partire per, una prima quindi consulenza, indirizzare il contribuente sull'apertura di una società, perciò una persona giuridica sotto forma di, SRL, solitamente, piuttosto che invece un ditta appunto individuale, quindi o comunque se si tratta di attività professionale di un regime ordinario. Perciò innanzitutto 2 cose: codice Ateco, quindi che cosa significa? Giusto, Tradotto attività giusto. svolta e volume d'affari gestito almeno su 3, più o meno si pensa sui primi 2, 3 anni, 3 giusto anni, per avere certo. appunto un'idea. Se, la scelta sostanzialmente, viene veicolata sull'apertura di una società, facciamo il caso diciamo più SRL? Che è SRL, quella il più caso gettonata, quella no? più gettonata di SRL, sostanzialmente si dovrà, prospettare quella che è l'attività di costituzione. Attività di costituzione che cosa vuol dire? Vuol dire necessariamente apertura della partita IVA Certo. e quindi un Velocissima, modello possiamo dire, velocissima, perché da viene parte del effettuato commercialista, telematicamente dal commercialista Costo con abbastanza modesto, qualche centinaia esatto, di euro diciamo, no, possiamo dare questa indicazione. esatto. E poi ci si appunto prende accordi insomma con quello che è il notaio invece per l'atto costitutivo e lo statuto. L'atto costitutivo che cos'è? È l'atto che permette a una società di nascere, di costituirsi. Sostanzialmente, quando viene costituita la società Certo. risulta inattiva nel momento in cui perché il notaio appunto la registra in camera di Fa commercio, l'atto fa costitutivo in l'atto presenza dell'amministratore e esatto, dei soci sì, anche, no, sì. che decidono. E anche lì appunto è importante innanzitutto definire quella che è la compagine societaria, che non necessariamente deve essere formata da persone fisiche, ma può essere anche Brava. formata da persone giuridiche. Ecco, Quindi, una ad cosa esempio, brava. Max ed io entriamo in una società, non so, 30-30, quindi 60 e il 40% una Un società, investitore un magari esterno, investitore esterno. perché spesso può accadere anche Esatto, così, cioè non è detto esatto. che i soci, cioè io vorrei che la gente fosse perché poi capita anche in sede legale di poi discutere coi soci che vogliono fare gli amministratori, cioè il socio si chiama socio. Cioè se voi siete soci, non siete gli amministratori, non potete decidere, okay, dovete convocare l'assemblea e poi porre all'approvazione dell'assemblea determinati argomenti, quindi non dovete interferire nell'azione amministrativa che è compito Il dell'amministratore. potere gestorio è Okay. appunto compito dell'amministratore Quindi, o del consiglio di dato che ne sto vedendo amministrazione. tante di situazioni del Sì. genere, in cui il socio impazzisce e fa ostruzione nei confronti dell'amministratore, non è consentito. Il socio ha diritto a ottenere le informazioni chiaramente riguardanti la società, l'andamento della Mh-mh. società, analizzare quelle che sono i documenti, ma il potere decisorio spetta o all'amministratore unico o al consiglio di Di amministrazione, amministrazione, che ovviamente esatto. approva lo stesso la Poi stessa assemblea. uno step successivo, l'amministratore può avere il potere la legale rappresentanza o meno. Che cosa vuol dire? Quindi esporre gli atti nei confronti di terzi. Non Assolutamente. necessariamente tutti gli amministratori sono amministratori, ad esempio, delegati o col potere di rappresentanza. Ecco, Lì, sarà ecco. definito all'interno poi diciamo della Esatto, compagine, esatto. La tendenza adesso è inserire, avevamo detto forse insieme a te l'altra volta, la classica fiduciaria come Sì. schermo, qualora non si voglia comparire come, soci di una società, perché sappiamo bene che chiunque può sapere la società da chi è composta, basta che fa una visura che è un atto pubblico e quindi banalmente se non si vuole apparire, almeno da questo punto di vista, perché poi ricordiamoci che c'è sempre la possibilità di sapere chi c'è dietro la fiduciaria, perché se ci fosse Certo. evidentemente un contenzioso, il titolare effettivo dovrebbe obbligatoriamente rendere nota la sua titolarità, della nei confronti della fiduciaria, poi ti permette comunque di agire, diciamo, in anonimato, In diciamo. anonimato. Un anonimato che nei giorni d'oggi è sempre ben accetto, perché magari una persona è esposta, magari una persona ha altri tipi di attività, non vuole comparire
e quindi decide di interporre la fiduciaria. Però diciamo che nella maggiore delle ipotesi, nel maggiore dei casi ci capita spesso di costituire società con soci, persone fisiche. Con soci, persone fisiche. Altro tema importante legato al socio che ha la riveste anche la carica di amministratore dal punto di vista Ecco, dell'inizio brava, previdenziale. brava, ecco. Quindi Perché attenzione, pianificare bene anche quello, okay? Se la esatto, società avrà 10 dipendenti, ditelo subito al commercialista, non fatelo iscrivere alla gestione separata, o a quella commercianti soprattutto. Quindi esatto, quindi a tutte quella cose davvero da commerciante. vedere con il consulente, cioè non fate cose veloci senza aver pianificato, No, perché poi alla assolutamente. fine costituite la società, cosa che mi sta già purtroppo capitando in una situazione, che poi adesso dovrò dire anche a Carola, perché riguarda un po' anche lei, però al netto di quello a volte c'è la frettolosità di fare determinate cose, no, quindi poi si torna indietro dopo aver fatto un determinato atto. Questo va bene, per amor di Dio, fate quello che volete, però è meglio pensarci un'ora in più, un giorno in più, piuttosto che andare subito dal notaio senza neanche Assolutamente, sentire il anche perché, è vero, la costituzione di una società è molto veloce, l'apertura della partita IVA non dico che è immediata, ma quasi, la costituzione da un notaio altrettanto, però dura 10 meritano minuti. comunque degli spunti di Brava, brava, riflessione. brava, Un brava. minimo di riflessione è necessario perché comunque è una riduzione del costo nel momento in cui poi ci troviamo a dover modificare Brava. un qualcosa fatto in modo veloce. E poi Cioè nel un'altra cosa, momento in cui Caro, una nella società costituita è brava, costituita, infatti ecco. stavo arrivando a chiederti quello, perché poi per chiuderla dopo non è così semplice come No, per aprirla, giusto? anche se Cioè l'attività effettuata sostanzialmente la società inattiva, comunque richiede una procedura, un iter procedurale per quella che è la cancellazione della società certo. e son sempre comunque costi. Sicuro. Cioè, c'è la Camera di Non Commercio, bisogna togliersi, bisogna esatto, fare gli ultimi adempimenti fiscali, esatto, cioè e poi adesso ovviamente questo è stato secondo me un'attività pregevole da parte del governo di andare a bloccare quelle che erano le apre e chiudi, no, perché noi abbiamo avuto dei fenomeni di apre e chiudi, ovvero sì, vi spiego, cioè persone che aprivano la SRL con prestanome, le indebitavano, dopo 2 anni le chiudevano con milioni. Ecco, questo non certo, è consentito, cioè basta, cioè non è possiamo noi contribuenti onesti avere sulle spalle questi mascalzoni. Quindi è no, giusto dare una stretta rigorosa da questo punto di vista. Quindi una società che viene chiusa, ma bisogna guardare effettivamente se ha prodotto i esatto, documenti, se ha adempiuto e se non è piena di debiti. O meglio, infatti. gliela fai chiudere, però quella stessa persona e i loro amici, annessi e connessi, non è che possono riaprirne un'altra dopo 2 Ah giorni, no, perché funzionava assolutamente. così purtroppo. È stato un malcostume che è andato avanti per anni in Italia, che adesso, grazie a Dio, insomma, ci vuole fermare, perché la società non è una scatola di tonno che la apri, la chiudi e te la butti via. La società è un importante impegno che un socio fa insieme agli altri soci e richiede una massima attenzione e una Sì, massima cura. innanzitutto bisogna appunto pianificare l'obiettivo, che cosa si vuole fare, dove si vuole arrivare. Poi chiaramente ci sono anche delle, come dire, congiunture, possono essere economico-politiche che, insomma, che non permettono al contribuente all'imprenditore di ampliare quello che è il suo business. In altre situazioni invece, allora diciamo lì è un processo fisiologico, in altre invece situazioni, nel momento in cui si apre una società bisogna esser consapevoli che comunque Certo, la società è costituita, la persona certo, giuridica certo. c'è, ci sono degli Cioè adempimenti che non si da possono assolutamente non è che dici fai l'amministratore così, ma l'amministratore ha un ruolo insomma importantissimo. le cosiddette shell company, Sì, scatole vuote, scatole non vuote. scatole vuote O da amministratori utilizzare. di fatto, che non Esatto, sono quelli di esatto. diritto, insomma, No, abbiamo avuto tanti casi, così è no, inutile girarci intorno. E quindi esatto. è un fenomeno che noi cerchiamo a parte che un buon consulente, dico sempre, lo capisce subito, perché lo Sì, capisci se una società, insomma, ha un'anima oppure no, oppure no. molto, molto chiaramente, no, quindi le società di facciata che poi non fanno effettivamente quello, insomma, sono fenomeni che credo che debbano essere un attimino fermati. È andata via un attimo il video, ma ci Sì. siamo ritornati. È stato un Quello che flash. che è importante comunque Sì, capire è che il consulente e il contribuente a un certo punto, sono un team dove uno il consulente è certo, vero che è a servizio del certo. contribuente, ma non vuol dire che deve assecondare tutte le sue richieste, No, quindi no, no, necessariamente una buona consulenza, certo. volta Presuppone quindi anche dei no. esatto, Cioè non è che a ogni cioè esatto. non è che il cliente paga e il consulente fa, non funziona No, così, non funziona così. non siamo al supermercato. Al supermercato voi andate al Esatto. supermercato, per esempio all'Lidl, o non posso far pubblicità, alla Mh-mh. qualsiasi supermercato e poi prendete il prodotto che vi serve e lo comprate. Il consulente non è così, perché un buon consulente è capace di dirvi no, Esatto. okay, come spesso facciamo noi, ma indipendente che la facciamo noi o meno, insomma sono attività che richiedono un'analisi fondamentale da questo punto di vista. Quindi
Insomma, e invece scusa caro, sul discorso, intanto sto guardando un attimo se trovo qualcosa di particolare, perché avevo visto, ecco, c'è stata un'altra condanna, ecco, a proposito di Sì. attività da tenere attenzionate. Insomma, sempre con riferimento all'amministratore, cioè attenzione perché, insomma, le attività di indagine da parte della procura, per quanto riguarda, reati del tipo somministrazione illecita di personale, attività biotech, attività insomma è abbastanza elevata, quindi stiamo attenti a appunto, a scegliere bene sia i consulenti e soprattutto pianificare bene le scelte, perché poi possono arrivare delle notizie spiacevoli. Ecco, poi ricordiamo Prego anche caro. ai contribuenti che invece dati che non troviamo sulla precompilata, ma necessariamente dobbiamo comunque dichiarare, sono tutti quelli che riguardano il campo estero e quindi i famosi dati dell'RW. Perciò Brava, chi detiene conti correnti, immobili comunque all'estero, mi raccomando, insomma, non sottovaluti non no, sottovaluti no, il no, tema, no, perché ecco. poi da lì, tra virgolette, se non si fa una compliance bene su quel punto, possono nascere anche magari delle lettere che Assolutamente, arrivano di chiarimenti, assolutamente. tipo, cosa? Conti correnti, cioè Conti qualsiasi correnti, attività investimenti finanziaria effettuati all'estero, bisogna comunque andare a capire il conto corrente come si è il limite ricordiamo che movimentato. è di 5.000 €, quindi Sì, sotto i 5.000 € non non comunicate, sopra comunica lo comunicate, RW e anche lì però, lì vogliamo dirlo, mentre la precompilata copre tutti i quadri, l'unico quadro che non copre è è l'RW. Quindi l'RW, l'RW, se signore e signori, se avete come tanti credo hanno qualcosa all'estero, anche un immobili, immobile, anche una casa, nel conto senso corrente, non casa, immobili, bitcoin detenuti su su portafogli portafogli di virtuali. criptovalute non localizzati in istituti di credito italiani, ma, Coinbase, magari fate le plusvalenze, magari li vendete, attenzione, cioè ovviamente dovete dichiararli, no, quindi, quella è una cosa che purtroppo a volte si arriva alla fine a far 'ste cose, invece questa è Esatto. un'attività lunghissima da fare, perché se uno ha tante partecipazioni all'estero o se ha attività finanziarie va visto molto bene questa Mh-mh. cosa qua. E soprattutto a volte è un pochettino sottovalutata, insomma, da questo punto di vista, insomma. Quindi, ecco caro e invece per quanto riguarda la ditta individuale, cosa possiamo dire? Tra partita IVA e ditta individuale e società, Beh, tra che tipo partita di IVA sostanzialmente ditta individuale, imprenditore individuale, ad esempio un commerciante che decide appunto di svolgere attività di ad esempio di commercio, dovrà anche questo comunque passare sul necessariamente nello step dell'apertura della partita IVA e poi a seconda del tipo di attività svolta capire come si, debba organizzare. Sostanzialmente se un commerciante, immaginiamo ad esempio appunto un immobile preso in certo, affitto, magari appunto un certo, dipendente, certo, perciò spese del personale. Ecco, mi raccomando, occorre prestare attenzione a tutte quelle che sono la sfera delle spese inerenti all'attività rispetto invece alle spese appunto personali, perché molto spesso dal punto di vista, come dire, dell'onere documentale, l'imprenditore individuale, ma anche magari il professionista, diciamo confonde quella che è la sfera privata dalla sfera invece di partita giusto, IVA. Di giusto, partita IVA allora giusto. ci sono dei costi che chiamiamoli così promiscui, nel senso che Certo, comunque possono valere anche ai fini della partita IVA ed altri appunto no. no, Ecco, esatto, quindi per cui è importante anche pianificare non solo questo perché non solo le entrate, ma anche quelli i costi sostenuti, anche per capire qual è il regime quindi più adatto certo. dal punto di vista Brava, fiscale. brava, brava, questo spesse volte non si fa. Per questo invece appunto non si fa Cioè, perché per comodità viene detto il forfettario va bene, quando forfettario va magari bene sì, quando magari ci sono comunque dei costi che superano questa deducibilità forfettaria, perciò si ha un vantaggio nell'ordinario. certo, quindi son tutte attività vedete che poi alla fine son sempre soldi. Allora io dico: "Ma perché non pianificare? Perché non fate" Esatto, cioè anche sui costi, è troppo facile dir sempre di no, ma non è vero, certi costi possono sicuramente essere scaricati. esatto. Se non, come diceva giustamente la dottoressa, interamente, sicuramente promiscuamente, In ovvero modo al promiscuo. 50%. Classico Esatto. abbigliamento da lavoro, insomma uno che Sì, fa il libero professionista, l'abbigliamento è consentito nei limiti ovviamente, no, se ti compri certo. un cappello, hawaiano sicuramente sarà molto probabilmente, Difficile. tenere il fatto che sia inerente all'attività, ma se ti compri una giacca, se ti compri una borsa da lavoro evidentemente lo è. Quindi queste cose non possono non essere diciamo tenute in considerazione, perché sono soldi
che non si recuperano Esatto. poi, perché una volta che fate il sistema forfettario, non è che fate dopo 2 giorni vi cambiate l'idea, cioè Esatto. non va bene, perché poi dovreste rifare All'in le fatture con l'IVA, è un disastro, cioè Esatto, cioè magari all'inizio consigliamo comunque piuttosto una domanda in più su sì, alcune fatture, su alcune giusto, spese che giusto. quella comunque in meno, ma così anche per le dichiarazioni delle persone comunque fisiche, alcuni costi che voi pensate siano deducibili e magari non lo sono, comunque dateli, al limite Certo, verranno poi ma scartati e certo, non certo, tenuti in certo, considerazione, certo. ecco. Quindi sono tutte attività queste che richiedono la massima attenzione, perché poi alla fine, ribadisco, son scelte importanti quelle di fare, o comunque di aderire al sistema forfettario o quello normale. Su quello caro non ci sono novità, il forfettario rimane No, vabbè, il c'è forfettario qualcosa di nuovo ci adesso? sono delle novità sul Ecco, quello vabbè, innanzitutto ricordiamo che tu sei il forte sul sì, mi ricordo che hai fatto un ricordiamo intervento, se all'Ordine dei commercialisti. ricordiamo innanzitutto che il forfettario, una delle principali appunto novità a cui abbiamo assistito è il diciamo, il superamento dei limiti che prima era fissato ai 65.000 €, adesso agli 85. Poi c'è una forbice dagli 85 ai 100, dove sostanzialmente chi invece emette fattura nel regime forfettario è tenuto comunque all'adempimento IVA, superati invece i 100 sostanzialmente fuoriesce dal regime quindi agevolativo forfettario, ma rientra in un regime invece che, chiamiamo appunto ordinario semplificato Certo, ordinario certo. semplificato. Ecco, quindi anche lì nel forfettario prestare che cosa vuol dire? Innanzitutto per chi magari non conosce Non bene, conosce non ha bene. dimestichezza il Brava, termine, brava. vuol dire che ci sono dei costi che vengono resi deducibili in maniera forfettaria, a seconda quindi del coefficiente di redditività che Collegato viene alla collegato all'attività. alla TECO e quindi al codice attività del contribuente. Più o meno quanto Sostanzialmente è? 20% ma di scarto, 20% più o quindi meno, ad esempio l'80% sì, diciamo. no, comunque così, insomma dipende, se il coefficiente di redditività è il 67, il delta tra 100 e 67 sono i costi che vengono appunto Di dedotti default di ammessi. default Però anche lì non è naturalmente. detto che quella percentuale sia effettivamente quella che Ecco, voi sostenete. ricordiamo che appunto di vista del regime appunto forfettario è vero che i costi appunto non rientrano, non sono deducibili, ma vi è un quadro nella dichiarazione dei redditi, che è il famoso ARS, dove alcuni costi comunque devono essere Ah, indicati, vedi? perché altrimenti pena lettere di compliance da Sì, parte dell'Agenzia delle certo, Entrate per certo. dire all'imprenditore individuali le spese del carburante o anche banalmente la fattura Certo. pagata al consulente per la predisposizione del modello deve essere indicato il codice fiscale del consulente a cui si è pagato appunto la È tosta, proforma. è tosta. Esatto, quindi E anche scusa caro, fu una cosa importante anche sulle spese mediche che non sono ammesse in sulle detrazione, spese giusto? sì, non sono messe Allora detrazione, signori quindi ci siete, cioè è lì importante bisogna questa fare co un calcolo di convenienza. cioè Un se calcolo di fate convenienza, banalmente fare, tra virgolette, quelli che sono "conti" tra virgolette della serva, nel senso ma mettersi ragazzi lì i ricavi, quelli che sono i costi, dove mi conviene comunque cioè, le atterrare, spese su quale mediche son regime. devastanti signori. Sì. Adesso io, chiaramente poi con l'avanzare dell'età, ma non è detto, perché anche un Sì. ragazzo giovane fa l'intervento ai denti, l'operazione agli occhi. Sì, ma Insomma, anche banalmente l'animale ma domestico, certo, insomma, che qualsiasi comunque si spesa che è possono detraibile al esatto, 20% più esatto, o meno, no, quindi anche quelle cose lì. esatto. Gestione complementare di previdenza, no, Certo. quella E integrativa. poi prestare attenzione invece alla correttezza dei dati dichiarati rispetto a tutti i bonus, non so, Certo, mobili, energia, eccetera, su più anni. Quindi controllare sempre che le rateazioni e quindi il costo portato in detrazione sia corrispondente esattamente alla rata. certo, Eh, certo, certo. perché Non è comunque detto che lo sia. non è nel senso bisogna prestare Bisogna prestare attenzione e attenzione. vedere perché se abbiamo un errore in una dichiarazione precedente e ce lo riportiamo in avanti, ecco. Quindi signori attenzione a tutte quelle che sono i vari adempimenti. Ridò ancora il numero 0292947222, se volete intervenite, avete ancora 10 minuti, svegliatevi se vi siete appena svegliati, se no Sì. perdete l'occasione di Altrimenti fermarci. WhatsApp ricordiamo Brava, 340 670 bravissima ca 9659. bravissima capo. 59. Quindi a questo punto abbiam parlato di questo, abbiam parlato dell'Agenzia delle Entrate e della riscossione, abbiam parlato mi stavo cercando di, aprire la mente a qualche altra domanda che Ah, posso fare. un altro invece tema Brava molto caro. interessante per cui avevo letto recentemente l'articolo è quello sugli affitti brevi, Brava, brava, oh brava, sei bravissima. che pare che, ci sia comunque una Sì, predisposizione verso sugli affitti, diciamo a regime, un'apertura? un'apertura a Mh. regime concordato rispetto a quelli Anche lì è invece stata una bella esatto, bastonata, esatto, eh. perché ricordiamo noi come possiamo concedere un immobile in Mh. affitto? Col libero mercato
concordato, perciò certo. il corrispettivo viene pattuito tra il Tra locatore e le il locatario, parti? tra le parti, a canone appunto concordato, e questo deve rispettare però la soglia fissata all'interno del Certo, comune, ma c'è certo. un'apertura in alcuni comuni per aumentare Aumentare. e questo perché è conveniente? Perché sostanzialmente se si sceglie la cedolare secca non parliamo più di una cedolare al 21 ma al 10. Certo, Ma al certo, 10, certo. quindi è comunque, più conveniente 10 insomma. punti insomma non è Sì, male, non è male, ecco. E invece E sulla caro poi però anche delle norme stringenti sul chi affitta, no, le famose soffitta, ad hai esempio letto quelle l'obbligo keyword, quelle custodi delle chiavi, che non è ah? più adesso le stanno Le togliendo stanno perché era togliendo. adesso bisognerà riconoscere obbligatoriamente la persona che entra, no, nell'immobile. Certo, Questo è una cosa che non nell'immobile. si è mai E poi fatta. ricordiamo l'affisso del codice comunque CIN che identifica Brava, brava. l'immobile comunque che Vieni viene vieni dato depennato e si rischiano anche certo, si sanzioni, rischiano sanzioni. Mh. Questo perché sostanzialmente l'obiettivo è quello di regolarizzare un mercato che invece È faceva un scappato un po' po' di è mano, è scappato un po' scappato di un po' di mano. mano. Noi che siamo Esatto. dei liberali possiamo dirlo, però effettivamente, per certi versi è andato regolare, per altri, ho visto delle immagini di Roma oggettivamente, queste no, queste deposito delle chiavi attaccate lì, una cosa uno scempio. Cioè adesso io non è che sono per però è chiaro che qualcosa doveva essere fatto. Qualcosa doveva Cioè non è essere possibile che tu accetti uno in casa tua e non lo accogli neanche o e lasci meglio gli mandi un video di istruzioni che mi è capitato personalmente su ecco. come andare a recuperare la chiave, No, no, cioè voglio dire ragazzi adesso vabbè infatti. tutto, però e chiavi attaccate su dei monumenti, tra l'altro a No, no, Roma, no, su dei certo. monumenti, su delle cancellate, insomma era un fenomeno che volente o nolente doveva essere normato e regolamentato. Poi che da lì a dall'oggi al domani si sia intervenuto così può essere discutibile, però qualcosa doveva essere fatto. Assolutamente, Cioè il riconoscimento della persona che viene a casa tua è obbligatorio, cioè è chiaro, assolutamente. non puoi dare l'affitto a una persona senza neanche vederla sulla base di i soldi che ti arrivano, perché quello Mh-mh. accadeva. Piattaforma confermava, tu facevi trovare le chiavi a quello lì e chi si è visto. Non sapevi chi veniva a casa tua, chi erano le persone, cioè, quindi evidentemente, qualcosa doveva essere fatto. Dal punto di vista fiscale, c'è stata questo Assolutamente, cambio, no? questo cambio appunto per regolamentare un mercato che stava appunto un po' sfuggendo. Ricordiamo che soprattutto degli affitti quindi brevi che hanno visto l'aumento in questi ultimi anni, i Certo, famosi short certo, rent dove short rent. sì, short rent dove, sostanzialmente vuol dire che, la possibilità insomma soggetti, comunque individui, di affittare una casa anche per pochi giorni. Certo, certo. Cosa che ma questo perché? Perché in realtà una volta tutta questa metodologia, questa modalità di affitto non esisteva. Adesso comunque con l'andare avanti e la nascita di nuovi anche di nuovi mercati, di nuove formule, necessariamente, porta il sistema a rivedere quella che è la normativa. Appunto il codice CIN che cos'è? Come si Sostanzialmente fa a ottenerlo caro quello lì? un codice che sostanzialmente Identifica? identifica l'immobile, deve essere apposto fuori Mh. dall'immobile, Ma come mentre si prima richiede? Non so. questo si Agenzia delle richiede entrate? con una Avere procedura così. dove deve essere identificato l'immobile Catastalmente, cioè tu dici: catastalmente. "Sono il Esatto, proprietario e voglio esatto, darlo in locazione." esatto. Qui penso che anche lì bisogna avere un consulente che te Eh lo sì, recupera. assolutamente, anche perché poi anche tutto Però quella attenzione, penso che poi sia collegato poi sicuramente anche le alle norme agenzie sì, no, anche. dico anche alle norme antincendio della casa, cioè che sia Antincendio, sì, regolamenta sì, sì, certo, è per quello che bisogna affidarsi caldaia non solo al consulente fiscale dal punto di vista, come dire, delle imposte che poi graveranno sul degli contribuente, adempimenti. ma anche agenzie invece che si occupano proprio di gestire l'affitto affinché tutte le normative vengano appunto Io credo che rispettate. quello, mi permetto di consigliare, sia un investimento, Eh. perché cioè come al solito Assolutamente, il non si può fare il factotum fai da te, brava. no, no, su certe Cioè, cose no. soprattutto anche perché le agenzie possono accogliere innanzitutto il cliente che arriva, Esatto, dotare ma poi l'immobile controllano anche che tutte le normative siano rispettate, anche perché banalmente in caso di un incidente anche domestico, insomma c'è una responsabilità non solo appunto civile, ma anche penale nei invece una confronti. cosa che è rimasta intatta, o poi che hanno cambiato rotta, è la famosa tassazione dei bitcoin che l'hanno graziata. Ti ricordi che Ah doveva sì, passare, almeno su quello, non c'è non c'è stato stata quella batosta, ehm, prevista. Ora aspettiamo le altre novità. Io spero che arrivi ancora qualcosa di rilevante, perché ci piace, accogliere positivamente quello che sì, anche sono rivoluzioni che abbiamo bisogno di rivoluzioni fiscali, non rivoluzioni esatto. in negativo, in positivo, ovvero alcuni adempimenti tolti, ma non perché non vogliamo farli, perché riteniamo che siano ridondanti, per certi versi, no, quindi quello che può essere veramente accorpato, noi siamo favorevoli, anche a Assolutamente. discapito magari può essere il nostro Del lavoro, nostro perché lavoro, perché comunque chiaramente l'adempimento in meno, eh, però però noi vogliamo è lavorare giusto più sulla andare qualità, no, sulla Carla? qualità, Perché esatto, secondo me se si andare in tol questa direzione. cioè è più bello fare un'attività di consulenza e consigliare il cliente magari per operazioni di natura economica, finanziaria, Assolutamente.
fare più un Di consulente pianificazione. cosa che vediamo che in questo momento storico, anche se abbiamo a disposizione 2 mani e 2 piedi, 2 gambe, non riusciamo a fare, perché, Esatto. con le 24 ore di una giornata, se uno È lavora quello. 24 ore non ce la fa neanche. Eh Quindi no, infatti. comunque, è stato un piacere Carla, grazie di essere venuta ancora da noi, Grazie. tornerai Noi ancora assolutamente e vediamo di Noi con come studio poi ci mettiamo a disposizione, insomma, sia assolutamente. per consulenze in Brava materia Caro. appunto contabile, fiscale e societaria, non so, Brava, possiamo dire il assolutamente. nome, Siamo Comfortax. Comfortax Comfortax, siamo siamo in a Piazza siamo in Castello Piazza a Castello Milano. e comunque fate riferimento sempre alle nostre mail Assolutamente. della puntata. Se avete problemi, dubbi, Dubbi, domande, perplessità o scriveteci, anche una veniteci a trovare e saremo lieti di di potervi accogliervi assistere. e di assistere. Grazie ancora Carla, Grazie grazie a Massimo, te. grazie, Alla come sempre, prossima alla e grazie alla prossima. regista e buona serata a tutti. Buona Ciao, serata, ciao. ciao, Ciao, ciao. ciao. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.